coppia e il figlio di Cala Monaci, al rientro per le vacanze dall'Inghilterra, sono morti in Piemonte, vittime di un incidente stradale. I dettagli su quanto accaduto. Cala Monaci è in provincia di Agrigento, sopra Ribera e sotto Luca Sicula. Ivrea in provincia di Torino e dal 2018 è patrimonio dell'UNESCO. Dalla Sicilia in Piemonte oggi si racconta la morte di 3 ex abitanti dei 1201 di Cala Monaci, vittime di un incidente stradale sul raccordo autostradale Ivrea-Santià, al chilometro 12 della bretella che collega l'autostrada Torino-Milano alla Torino-Aosta. Si sono scontrate 2 automobili, una Toyota Yaris e una Fiat Panda, 3 morti e 3 feriti gravi. I deceduti originari di Cala Monaci, residenti in Inghilterra e rientrati in Italia per le vacanze d'agosto sono Antonio Marsala, 40 anni, e la moglie Raffaella Magliaro, 32 anni, e il figlio della coppia, Lorenzo, di 15 anni. Hanno viaggiato a bordo della Fiat Panda. Secondo quanto emerso dalla prima e sommaria ricostruzione della dinamica del sinistro da parte della polizia stradale, l'automobile Fiat Panda in marcia in direzione Santià si sarebbe ribaltata sulla carreggiata opposta, schiantandosi contro la Toyota Yaris. E poi la Panda, a seguito della collisione, si sarebbe impennata, atterrando in una scarpata a ridosso della carreggiata, dove, tra la vegetazione, sono stati recuperati madre e figlio sbalzati fuori dall'abitacolo. I feriti tra i sedili della Toyota, una famiglia di Casale Monferrato con un bambino di 2 anni a bordo, sono stati trasportati nell'isoccorso all'ospedale di Novara. Nel tratto di strada, teatro del violento impatto fatale, non vi è lo spartitraffico centrale. Le 2 carreggiate sono separate solo da un cordolo in erba. Non è la prima volta che nello stesso posto accadono incidenti gravi.